Stamattina abbiamo incontrato Jorit, ci siamo detti delle cose molto, molto, molto interessanti. Ascoltate. Ciao, buongiorno ragazzi, stiamo con Jorit. Subito ti faccio una domanda a bruciapelo, tanto tutti conoscono di che cosa si sta parlando. Sì, Carissimo, ma se tu avessi stretto la mano a Netanyahu, tutto quello che è successo oggi sarebbe accaduto? no, non sarebbe accaduto perché Netanyahu è considerato uno dei buoni, Netanyahu è considerato uno della parte del giusto, noi come occidentali lo supportiamo e lo spalleggiamo nel massacro del popolo palestinese. Tutti quanti si chiedono una cosa, ma Jorit è pro Putin? Perché ha dato la mano? Perché tu hai avuto una linea pacifista sempre, Sì. condivisibilissima chiaramente da tutti. Qualcuno dice, sei andato lì, hai stretto la mano, ma allora sei pro Putin? Vuoi dire qualcosa in merito? L'Occidente non può dare giudizi di valore su Putin e sul popolo russo. Noi siamo lo stesso Occidente che in 500 anni ha fatto colpi di Stato in tutto il mondo, ha appoggiato le peggiori dittature, che all'oggi siamo alleati dell'Arabia Saudita dove dove le donne si alzano lo sguardo, le lapidano, siamo alleati dell'India dove esistono le caste, abbiamo distrutto paesi come la Siria, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, abbiamo distrutto paesi africani, abbiamo supportato le peggiori carneficine e adesso ci vorremmo erigere come portatori della democrazia e della libertà. Noi non portiamo né democrazia né libertà. Quello che facciamo, che diciamo contro la Russia, è per un interesse geopolitico ed economico. A noi non ci interessa la democrazia della Russia, a noi ci interessa distruggere la Russia perché la Russia non ci piega quello che vogliamo. Un'ultima domanda e poi ci sono solo una piccola conclusione e ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando. Allora, secondo te, avendo visto anche in Russia quello che sta accadendo, un po' quello che sta succedendo geopoliticamente nel mondo, si parla sempre di più di multipolarismo, di BRICS, quindi più identità contro una globalizzazione calata dall'alto che deve andare bene a tutti e che omologa ogni popolo davanti a una sola e unica visione della verità assoluta. Sì. Secondo te sta avvenendo qualcosa del genere? Cioè il mondo si sta frammentando in più opinioni? Assolutamente sì, e molti paesi del mondo vedono, anche nella Russia, a torto o a ragione, vedono una possibilità di emancipazione. Che noi dobbiamo ricordarci che l'Occidente, ripeto, per 500 anni ha imposto il proprio dominio culturale, politico ed economico. Molti paesi vedono questa guerra come il declino dell'Occidente, vedono come questa guerra è l'inizio di un mondo diverso, un mondo in cui tutti possono dire la propria opinione, in cui ci sono diverse potenze, in cui non dobbiamo essere assoggettati semplicemente a Hollywood e agli Stati Uniti. Concludendo, molti sistemi che all'occhio dell'occidentale medio sono dispotici, spesso hanno più engagement delle democrazie occidentali, cioè spesso hanno più approvazione da parte dei popoli delle democrazie occidentali. Si può dire che forse il sistema delle democrazie occidentali è un'ipocrisia che sta crollando? Io posso dire che noi in questo momento, come cittadini occidentali, dobbiamo puntare alla pace. Questa è la cosa, dobbiamo puntare a trovare un dialogo e un modo per uscire fuori da questa guerra, perché questa guerra ci può portare alla distruzione totale. Come un popolo vuole organizzare politicamente, come si vuole organizzare, quello che deve fare, lo decidono da sé. Certo non possiamo essere noi che ci consideriamo illuminati, a volte addirittura gli Stati Uniti dicono il popolo scelto da Dio per portare la democrazia e la libertà, questo non si può fare. Nessuno gliel'ha chiesto. Esatto. Grazie. Grazie. Veramente. Grazie. Da più parti vogliono boicottare Jorit. Stanno dicendo non sovvenzionate più le opere di Jorit. Che vogliamo fare? Lo vogliamo affamare? E per quale motivo? Perché quando l'amministratore delegato della RAI, che ha parlato per nome e per conto di tutti, visto che lui gestisce la televisione pubblica, ha detto che sta dalla parte degli israeliani, uno stato che ha l'arma nucleare e che sta facendo un genocidio su coloro che possono difendersi con la fionda e con le pietre. Questo qui non doveva essere boicottato? Nascondersi dalla vergogna? Dire la verità? Che c'è un bullo che sta ammazzando, trucidando gente che non ha un esercito? E allora, quando ci siamo messi dalla parte degli americani che sono andati in Iraq, in Serbia,
in Siria, ovunque, a bombardare. Quelle bombe erano democratiche, erano buone? No, centinaia di migliaia di morti. Basta questa ipocrisia. Vogliamo parlare di Zelensky? Perché Zelensky non è uno che stava bombardando dei civili nelle due repubbliche del Donetsk e del Lugansk? Non le stava uccidendo? Non si serviva di milizie per massacrare dei civili? Non ha portato 1 milione di persone a morire? Allora, chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? Da parte nostra, da parte dell'identitario, non esistono indiani e cowboy. Ognuno di queste oligarchie, che siano occidentali o che siano orientali, queste oligarchie, portano ognuno acqua al proprio mulino. Noi invece siamo dalla parte dei popoli, coloro che per un gioco più grande stanno andando al massacro e stanno morendo tutti, per nome e per conto degli interessi di qualcuno che la guerra non la vede neanche dal monitor del computer. Basta popoli contro popoli, ma popoli contro establishment.